6 mesi fa Poggioreale così ce l'ha data in vita e dopo 6 mesi sta di nuovo qui a Poggioreale. Vergogna! Ma come mai ci sta questo accanimento su mio marito? Solo perché ha 19 anni di una condanna? E il cognome? E il cognome non si... È una vita non può valere una condanna. No Poggioreale perché Poggioreale 6 mesi fa ce l'ha dato in vita. Se continuiamo di nuovo così lo dobbiamo andare a prendere con le pompe funebri per cattivo. Perché non è vita qui dentro, non sta niente. E Poggioreale non è adatto per i malati. Sono stati un'ora a casa, è venuta l'autoambulanza e se lo sono portati. Vergogna! 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 E noi abbiamo avuto queste 6 mesi di sospensione. Come va che ci sta questo accanimento con questo Petrone Francesco? Vorrei capire. 6 mesi fa è venuto l'ictus cerebrale qua nel carcere dove mi trovo adesso. Poi l'hanno portato al padiglione del Palermo del Cardarelli. Dopo un po' ha avuto i domiciliari dove l'hanno trasferito alla terza medicina. Di cui è stato da solo per 2 mesi a guardare una soffitta perché c'è anche il Covid che non potevamo andare a vedere. Poi ha avuto i domiciliari a casa nostra, però siamo stati 3 mesi in una center, notte e giorno, perché me l'hanno dato pieno di piaghe, nero senza lavarlo. Stamattina abbiamo avuto il 18, siamo usciti, siamo andati a casa il 19, sono venuti sopra con un provvedimento urgente del DAP che ha deciso che le sue prossime cure le può fare nella struttura qua. Ma se loro me l'hanno dato morta mio marito, come fanno loro a prendersi di nuovo una responsabilità di farlo venire di nuovo dentro al carcere di Poggioreale? Lui, avendo un ictus cerebrale, in più un incidente che ha fatto il 2014, associati insieme, gli possono venire anche le mosse epilettiche, e mi hanno dato un'altra cura che abbiamo incominciato l'altro ieri. Non cammina, lo lavo io. Se deve andare nel bagno lo devo pulire io. Loro hanno detto che loro lo possono fare perché gli mettono un piantone, ma non credo che un piantone può fare quello che posso fare io a casa. Poi cure, pillole enormi che si deve prendere sia per l'ipertensione sia per lo stato. Quante pillole prende? 12 al giorno? Sì, e mo gli hanno dato anche quelle là per la depressione, che comunque lui è stato in uno stato depressivo. Poi la clinica center in più mi ha dato anche uno girello per camminare che qua non può entrare. Abbiamo avuto il macchinario per le apnee notturne, perché lui ha apnee notturne in grado severo, e stesso la clinica gli hanno dato questo macchinario, di cui io la prima cosa che ho dato a loro qua per farglielo portare, perché in 2 anni che è stato qua non gliel'hanno mai dato, che lui quando dorme può andare in apnea severa che non gli arriva l'ossigeno al cervello. Mo che siamo usciti dalla clinica, il dottore già l'ho fatto venire 3 volte e infatti sta dando la Lasix la mattina e sera per i piedi gonfi. Io tengo tutte le foto che gli manda il dottore, cioè è tutto... Suo marito che cosa gli ha Lui detto? non parla proprio, lui non parla perché sei in uno stato depressivo, non parla. È stata una settimana a casa... Non parla da quando ha saputo, no, una settimana a casa che già sapevamo di questo provvedimento urgente, solo che quando sono venuti sabato a casa il maresciallo non si è voluto prendere la responsabilità perché l'ha visto il caso in cui stava. E quindi poi sono venuto oggi con la polizia penitenziaria, con l'autoambulanza. Cosa chiedete? No, io chiedo che loro devono continuare, perché comunque lui c'ha anche un continuo che lui deve fare. Io tengo anche il foglio che doveva fare altri 30 giorni, perché dove stavamo alla clinica lui, loro ti danno 60 giorni, dopo i 60 giorni devi uscire, e stesso loro ci hanno dato un foglio di cui sta scritto che lui deve continuare altri 30 giorni di terapie. E io chiedo che lui, loro proprio a Poggioreale, io non voglio proprio che li sa, perché io Poggioreale l'ho anche denunciato.